Arrivate in Calabria 9.300 dosi del vaccino AstraZeneca e 3.900 di Moderna. Intanto task force impegnate nel monitoraggio di scuole e altre strutture. Oggi contagi in aumento. Siglato l'accordo anche in Calabria, i medici di base somministreranno il vaccino anti-Covid agli ultra ottantenni. Le nuove frontiere della droga, l'allarme del procuratore spagnolo: nel Cosentino circola una sostanza pericolosissima. Il 30% dei comuni calabresi non fornisce i dati e questo impedisce di monitorare la concreta produzione dei rifiuti sul territorio regionale, lo afferma il direttore generale dell'ARPACAL Domenico Pappaterra. 127 i comuni che non hanno trasmesso i dati ufficiali. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano ancora l'emergenza Covid. Il ministro Speranza ha deciso che saranno messi in campo test obbligatori e l'isolamento obbligatorio per chi arriva, quindi sia i tamponi sia l'isolamento obbligatorio per chi arriva da Austria e Brasile. Continua intanto la campagna di vaccinazioni. In Calabria sono arrivate, come anticipato ieri sera, le dosi dei vaccini AstraZeneca e Moderna, quindi si procede, ma la nostra regione resta ultima nel rapporto inolucrazioni e consegne di vaccini. Intanto la task force delle ASP provinciali sono impegnate nel contrasto al contagio. Vediamo. Ecco le fasi dello scarico delle dosi di vaccino AstraZeneca e Moderna giunte questa mattina in Calabria. Le immagini si riferiscono alle operazioni effettuate a Castrovillari, prima tappa dei corrieri SDA Poste Italiane, dove sono state scaricate 3.300 dosi del vaccino europeo e 1.400 di quello statunitense. I veicoli attrezzati con celle frigorifere hanno trasportato le scatole da 100 fiale per un totale di 9.300 dosi di AstraZeneca e 3.900 di Moderna, divise tra la città del Pollino, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Merito Portosalvo. La prossima consegna è prevista per il 22 febbraio. Queste dosi vanno ad aggiungersi alle 104.000 già consegnate nella nostra regione, 65.000 circa quelle già sfruttate per inoculare prima e seconda dose ai calabresi, operatori sanitari e ospiti dell'RSA. A Cosenza, ad esempio, si è quasi conclusa la vaccinazione del personale sanitario e amministrativo dell'azienda ospedaliera. Le operazioni termineranno il 20 febbraio per un totale di 2.200 soggetti, numero comprensivo del personale delle ditte che svolgono servizi e attività all'interno dell'azienda. Intanto il contrasto al contagio impegna la task force dell'ASP, che da un po' di giorni sono concentrate a monitorare le situazioni emerse in scuole dell'infanzia e istituti scolastici. A Cosenza continua l'osservazione della scuola paritaria, dove sono emersi 14 casi tra gli alunni e 5 tra il personale, ma c'è un'altra struttura della città che dovrà prendere accorgimenti, visto che una bimba di 4 anni è risultata positiva e adesso è in isolamento. È effettuato lo screening nella casa di San Francesco. Si è trattato di una misura di precauzione, considerato che la mediatrice culturale contagiata non ha avuto contatti all'interno della struttura, ma soltanto con un nucleo familiare sottoposto già a tampone e isolato nella propria abitazione. Scuole attenzionate anche nel Regino. Positiva una bimba della scuola primaria di Villa San Giovanni, già chiusa nei giorni scorsi per la positività di una docente. Crescono i casi in Calabria. Oggi il bollettino regionale segna 237 nuovi contagi, 2 i decessi. Vediamo. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Calabria sono 2.444, 237 i nuovi positivi, i casi confermati 66 a Cosenza, 16 a Catanzaro, 11 a Crotone, 35 a Vibo Valentia, 109 a Reggio Calabria. I ricoveri in regione sono 217, 22 in terapia intensiva, oggi 2 i decessi. Capitolo vaccini agli ultra ottantenni. È stato trovato l'accordo, è stato siglato tra la regione e i medici di base. L'incontro a Catanzaro: saranno dunque i medici di famiglia a somministrare le fiale agli anziani. Vediamo. Adesso anche in Calabria i medici di base potranno somministrare il vaccino anti-Covid agli ultraottantenni. A Catanzaro è stato siglato l'accordo tra il presidente facente funzione Nino Spirlì, il commissario Longo e i sindacati. Finalmente partirà la vaccinazione per gli ultraottantenni, che potranno
a seconda delle loro condizioni fisiche potranno essere vaccinati negli ambulatori del medico curante o a casa loro o eventualmente a seconda di patologie, se ci dovessero essere delle patologie più gravi, nel lab più vicino a casa. Nel corso della riunione è stato concordato il documento definitivo, quindi la sigla del protocollo per stabilire le procedure per la vaccinazione. Già dal prossimo mercoledì dunque potranno iniziare le prime vaccinazioni destinate a circa 130.000 over 80 e saranno gli stessi medici a contattare i propri assistiti. È un protocollo che certamente agevolerà nella effettuazione della vaccinazione, ma nello stesso tempo ci consentirà di rimanere in situazione di assoluta sicurezza, perché è fondamentale nell'ambito vaccinatorio rispettare le regole di assoluta prudenza nella somministrazione in considerazione delle possibilità successive alla stessa. Siamo molto soddisfatti di come hanno risposto i medici, ma non avevamo dubbi su questo, e quindi ad maiora. Ci spostiamo a Reggio per il caso delle ambulanze senza ausili, interviene la Regione, vediamo. La nota di riscontro è del 1° febbraio scorso, ai destinatari è giunta il 3, ma solo adesso se ne ha notizia secondo quanto si apprende dalla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria. Arriva l'impegno assoluto a fronteggiare la grave situazione del 118 di Reggio Calabria e provincia denunciata nelle settimane scorse da Nicola Simone, segretario territoriale della UIL Funzione Pubblica. Nel mese di dicembre uno degli ultimi episodi che ha fatto saltare la brocca non solo al sindacato ma anche al personale che ha dovuto superare una gravissima emergenza. Dall'Ocrio la richiesta di un'ambulanza per un paziente intubato, intanto qualche difficoltà a trovare un mezzo idoneo. Superato il problema, il personale che sarebbe dovuto intervenire viene messo al corrente della positività al Covid del paziente. Da qui una serie di consulti alla scoperta che per il trasferimento e al fine di mettere il personale in sicurezza deve essere garantita una speciale barella di contenimento, che però non è disponibile. Si scopre infatti che barelle di questo tipo ci sono 3, ma solo una in funzione è utilizzata per i trasferimenti dal GOM di Reggio Calabria al reparto Covid di Gioia Tauro. Da qui la immediata segnalazione e la denuncia di un gravissimo depotenziamento del servizio SUEM del 118. Ora la risposta degli uffici competenti regionali e la speranza che tutto cambi in meglio e soprattutto in fretta. La cronaca adesso con l'allarme lanciato dal procuratore di Cosenza Mario Spagnolo, che ai nostri microfoni dice in città circola una sostanza letale. Vediamo. Più volte il procuratore di Cosenza ha lanciato l'allarme. La città è invasa da un fiume di droga, una realtà emersa dalle diverse inchieste coordinate dalla procura. Molti giovani tra gli assuntori, hashish, marijuana, ma anche Più volte il procuratore di Cosenza ha lanciato l'allarme. La città è invasa da un fiume di droga, una realtà emersa dalle diverse inchieste coordinate dalla procura. Molti giovani tra gli assuntori, hashish, marijuana, ma anche oppioidi, droghe sintetiche e poi un mix di eroina e cocaina pericolosissimo. La droga è un problema sociale, sottolinea il procuratore Spagnuolo. L'indagine portata avanti dal mio ufficio sugli oppioidi è un'indagine che proietta un'idea assolutamente gravissima, quella della droga di Stato. Ci si riesce a procurare sostanze che vengono utilizzate per lenire i dolori dei malati terminali, con la complicità di medici, con la complicità di farmacisti, poi queste sostanze vengono rivendute, poi di queste sostanze si fa un uso. Tenga presente che negli Stati Uniti d'America la morte per la combinazione fra il fentanyl e l'eroina è la quarta causa di morte del territorio americano. Noi purtroppo, l'indagine non si è ancora conclusa, dovremmo avere di qui a poco i risultati medici legali, noi purtroppo qui a Cosenza abbiamo avuto il primo morto da Oxycontin. Questo è un dato di fatto. Se il medico legale confermerà quelle che sono le nostre ipotesi. E tutto questo è intollerabile, perché siamo in presenza di uno sfruttamento delle debolezze altrui
con la complicità di colletti bianchi, i quali, pur di guadagnare somme di denaro, chiudono gli occhi di fronte a prescrizioni abnormi di questi medicinali. Questa è l'ultima frontiera, ma la cocaina continua a girare, l'eroina continua a girare. Parliamo di rifiuti, c'è una notizia che riguarda i rifiuti, è una classifica redatta da Legambiente. Su 404 comuni calabresi solo 89 hanno superato il 65% di raccolta differenziata nel 2019. Spiccano però 19 eccellenze calabresi che compongono la classifica dei comuni calabresi rifiuti free. La provincia di Cosenza con 14 comuni virtuosi, segue la provincia di Catanzaro con 3 comuni e poi quella di Vibo Valentia con 2 comuni. Nessun comune invece per le province di Crotone e Reggio Calabria. Questi sono i principali dati del dossier redatto da Legambiente Calabria in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Comuni Ricicloni, presentato oggi nel corso dell'Ecoforum regionale sui rifiuti, l'economia circolare del futuro in Calabria, dalla teoria alla pratica. E sempre sul fronte dei rifiuti, i comuni reticenti nel fornire i dati all'ARPACAL. Sono 127 i comuni inadempienti, lo denuncia il direttore dell'ARPACAL Domenico Pappaterra. Sentiamo. Migliora il dato sulla raccolta differenziata in Calabria, ma la questione rifiuti nella nostra regione è tutt'altro che risolta. Dati analizzati nel corso dell'Ecoforum di Legambiente. La situazione sul piano generale ovviamente è molto controversa, come tutti sanno, perché naturalmente, nonostante fosse stato approvato un piano per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti nel 2016, di fatto è stato in gran parte inattuato, e quindi oggi all'Ecoforum la cosa che veniva fuori è appunto che o la Calabria si dota di un moderno sistema di impiantistico oppure non esce fuori. Il 30% dei comuni calabresi poi continua a non fornire i dati e questo impedisce di monitorare la concreta produzione dei rifiuti sul territorio regionale. All'ARPACAL è attribuito il compito, in base al 152, di predisporre il catasto regionale dei rifiuti sulla base dei dati sia della produzione sia delle attività poi di smaltimento dei rifiuti. Di norma questi dati a noi dovrebbero arrivarci entro il 30 maggio di ogni anno, poi quest'anno, il 2020, a causa della crisi pandemica abbiamo spostato questo termine d'intesa con la Regione al 30 giugno, però io ho aspettato fino alla fine dell'anno prima di pubblicare il report sul 2019, proprio perché pensavamo che il ritardo fosse dovuto anche, ripeto, alle difficoltà, soprattutto tanti sindaci impegnati con la crisi sanitaria. E quindi il report che è venuto fuori cosa ci dice? Che 1/3 dei comuni ancora non fornisce i dati, 127 comuni su 404, un dato abbastanza significativo. Ci sono poi realtà della regione lanciate verso una nuova cultura della sostenibilità, mentre altre invece dove la situazione è particolarmente critica. Quest'anno noi cresciamo, incrementiamo il dato, passiamo come dire intorno al 47-92%, quasi il 48% dal 45 del 2018. C'è quindi un incremento che registriamo soprattutto in alcune province, quella di Cosenza in particolare, dove ci sono performance significative. Non a caso i comuni ricicloni che Legambiente oggi ha premiato sono in buona parte della provincia di Cosenza. E poi tra i comuni capoluogo voglio citare il dato della città di Catanzaro, che arriva a quasi il 70%, perché la città di Catanzaro arriva al 66%. Il dato negativo è Crotone, con un dato attorno all'11%. Ecco perché, come dire, c'è questa contraddittorietà anche su scala geografica. Occorre ripianificare e riprogrammare complessivamente il sistema sia di smaltimento dei rifiuti e soprattutto aiutare i comuni a spingere oltre misura. Bisogna andare verso la cosiddetta economia circolare. La Calabria non può arrivare sempre ultima. Ora ci spostiamo a Catanzaro, dove l'assessore regionale all'ambiente Sergio De Capri ha visitato le dune e la pineta di Giovino. Dobbiamo difendere i nostri fiumi e le nostre coste da chi le offende e le inquina, dice l'assessore. Vediamo.
Tutelare e valorizzare sono queste le parole chiavi della manifestazione organizzata sul lungomare Giovino di Catanzaro Lido, presieduta dall'assessore regionale all'ambiente Sergio De Caprio. L'occasione è nata dalla presentazione dell'ordinanza del comune di Catanzaro finalizzata alla salvaguardia delle dune e alla tutela della pineta di Giovino. Il territorio è tutto quello che abbiamo e rispettare il territorio vuol dire rispettare anche i nostri genitori, i nostri nonni. Chi avendo fame, non avendo niente, ci ha donato qualcosa di bello perché sperava in noi, perché sperava nella nostra sensibilità, nella nostra voglia di conservare e di difendere e non di arraffare e sprecare. La visione la stiamo costruendo insieme a 404 comuni. Abbiamo messo al centro della nostra sensibilità ambientale i contratti di costa, di fiume e di lago. Il presidente della Commissione Igiene Ambientale Riccio e l'assessore all'ambiente Cavallaro fanno con De Caprio il punto della situazione, integrazione ambientale, sviluppo e nuove idee. L'assessore regionale cita poi 140 milioni di euro richiesti nell'ambito del Recovery Fund. Sul Recovery Fund 140 milioni di euro con i quali noi costruiremo piste ciclabili su tutte le fiumare per trasformarle in autostrade di turismo che dal mare porteranno il turismo nelle montagne, nelle aree più interne e viceversa. Ricongiungeremo ovviamente la Sila, il Pollino, l'Aspromonte e quindi le ciclovie che già abbiamo finanziato con la costa. Faremo patti economici, industriali con i ristoratori, con gli albergatori affinché si impegnino a utilizzare i prodotti della nostra terra, dei nostri paesi più piccoli, più sperduti, i più poveri, perché invece sono ricchi della loro identità, dei loro sapori unici al mondo. Faremo piani industriali, se ci sarà bisogno di dare incentivi glielo daremo. Dobbiamo difendere i nostri fiumi e le nostre coste da chi a volte, senza nemmeno accorgersene, ha detto l'assessore, le offende e le inquina. Un futuro che tiene conto anche di chi ha di meno, di chi è meno fortunato, un futuro che è fatto di rispetto dell'ambiente, dell'energia, un futuro fatto della Calabria nuova, perché nessuna terra è più bella della Calabria. E adesso parliamo di un incendio che si è sviluppato e divampato questa mattina all'alba a Paola, tanta paura sul posto i vigili del fuoco, per fortuna nessun ferito, vediamo. Il fumo nero si alza dal solaio del capannone in località Gaudimare, nel territorio del comune di Paola. I vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Paola e Rende, con le autoscale provenienti da Rossano e Cosenza, hanno quasi terminato l'intervento che ha consentito di limitare i danni provocati dalle fiamme. L'incendio è divampato all'alba e anche per questo, fortunatamente, non si sono registrati feriti. Ad essere interessato dal rogo un magazzino situato al primo piano della struttura di circa 2000 m2, adibito a deposito e attività commerciale. Le fiamme hanno provocato danni e annerimento da fumo al supermercato situato sul piano strada. Sul posto, a coordinare le operazioni di spegnimento, è intervenuto il comandante provinciale di Cosenza Giuseppe Bennardo. L'incendio è stato domato e i vigili hanno provveduto all'estinzione degli ultimi focolai e alla messa in sicurezza del sito. Sono in corso accertamenti per risalire all'origine dell'incendio. Nessuna ipotesi viene esclusa. Lo sport, il calcio, conferenza stampa del Cosenza Calcio per presentare i calciatori ingaggiati nella sessione invernale. Lunedì sera la squadra rossoblù affronterà la Reggina al Marulla. Vediamo. Cosenza e Reggina alla finestra in attesa di affrontarsi nel derby che si giocherà lunedì sera al San Vito Marulla. Intanto i rossoblù hanno presentato alla stampa i 6 calciatori arrivati nel corso della sessione invernale del calciomercato. Da Tremolada ad Anzulas, passando da Trotta, Gerbo, Mbakogu e Crecco. È stata anche l'occasione per dialogare, seppur a distanza, con i giornalisti che hanno posto domande ai presenti, incalzando in particolare il presidente Guarascio e il direttore Trinchera. Tema ricorrente, quello del futuro del DS, che ha invece spostato l'attenzione sul presente e sulla volontà di raggiungere l'obiettivo salvezza prima di affrontare l'argomento rinnovo. Riferimenti al derby da parte del tecnico Roberto Chiuzzi, desideroso di regalare ai tifosi e regalarsi un successo pesante in termini di classifica e prestigio, e dell'attaccante Jerry Mbakogu, che proprio nel Monday Night potrebbe esordire in maglia rossoblù. E a proposito di maglia, a fine conferenza stampa è stata presentata la maglia Special One, con la quale l'11 di Occhiuzzi scenderà in campo contro la Reggina, tanto blu e righine rosse per la nuova casacca. Sul fronte Reggina è durata poche ore la vacazio dopo le dimissioni del DG Tempestilli e Giuseppe Mangiarano, ultima esperienza al Trapani, il nuovo direttore generale. Dobbiamo cercare ognuno di noi di fare. Sono ore
e di freddo intenso su tutto il centro-sud, non fa eccezione la Calabria. Vediamo le nostre previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Nuovo peggioramento seguito da correnti gelide. Ancora una perturbazione atlantica investirà l'Italia. Il suo passaggio aprirà le porte a correnti molto fredde di origine artico-continentale che sferzeranno il nostro territorio per qualche giorno, concedendoci un clima insolitamente rigido. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani parzialmente nuvoloso con addensamenti localmente intensi su Catanzarese e Reggino Interno e settori ionici con possibili piogge e nevicate sopra i 600 metri. Nuvolosità variabile anche su Cosentino Ionico e su Crotonese, con possibili piogge o piogge miste a neve sui rispettivi litorali e nevicate sui 200-300 metri, ma con quote neve in calo fino al livello del mare dalla serata. Poco o parzialmente nuvoloso altrove. Clima rigido con valori di oltre 10 gradi sotto zero sui rilievi di Pollino e Sila, prossimi allo zero fino in pianura su Cosentino e Crotonese. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti ovunque da nord, moderati sul Tirreno con mare molto mosso, forti sui settori ionici del Cosentino e Crotonese, con mare tra molto mosso e agitato. Molto mosso il settore ionico Catanzarese e Reggino, dove l'intensità dei venti sarà mediamente moderata. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo, è davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.